Niente cordata romana. Marcello Giavarini si è trovato di fronte a due signori che operano nel settore come procuratori, che si occupano di business del calcio per conto di propri clienti. I loro nomi sono Alessandro Volta e Luca De Simone, amministratori di una società con sede a Roma, e entrambi nel faccia a faccia hanno rappresentato al presidente onorario ed azionista di maggioranza del club biancoazzurro l'interessamento di un investitore straniero nei confronti del calcio, e loro gli hanno proposto la società della città dei templi. La mia impressione, dice Marcello Giovannini, è stata positiva, cioè di avere a che fare con persone serie ed esperte di calcio che quasi certamente potranno dare un fattivo contributo economico e tecnico alla società. L'incontro si sarebbe svolto in un clima sereno e amichevole nella capitale. Io ho rinnovato la disponibilità alla cessione delle mie quote a titolo assolutamente gratuito e ho proposto loro di occuparsi di tutta la governance societaria e tecnica. Ed ancora, aggiunge Giavarini, li ho invitati ad entrare in società con qualsiasi quota loro volessero, anche con una quota maggiore alla mia, perché sono stato autorizzato dal presidente Silvio Alessi ad avvisare i nuovi investitori che in caso di cessione delle mie quote anche lui sarebbe pronto a cedere il suo 12%, per cui loro hanno piena disponibilità di scegliere fino al 66% del pacchetto azionario dell'Acregas, che significa avere la maggioranza assoluta della società, sempre a costo zero e in maniera assolutamente gratuita, sottolinea ancora Giavarini. Al termine dell'incontro, spiega l'azionista di maggioranza, i signori Volta e De Simone mi hanno detto che hanno bisogno di altro tempo per ridefinire il tutto con il loro cliente e hanno chiesto altri documenti sui tesserati attuali in forza alla società. Io mi auguro per il bene dell'Acregas, conclude Giavarini, che la trattativa possa andare in porto e rimango a disposizione affinché nuovi investitori possano subentrare e portare capitale fresco da investire nella squadra.